Il professore Bosch ha fatto vedere qual è la tecnica a Baku. È una tecnica straordinaria, per quanto la si possa in un certo qual modo ripetere è sempre un'incognita e in quanto tale è proprio lì un po' nell'incognita l'estrema bellezza di questa tecnica, dove la fanno da padrone colori, lustri, fluorescenze, effetti metallici, forme. Ecco, attraverso un po' questo gioco vengono fuori dei pezzi veramente unici e irripetibili. Ecco, questo è Raku, una tecnica che abbiamo ereditato dal 1600 e quindi da un bellissimo paese che è il Giappone. Rakui vuol dire gioia di vivere ed è un momento particolare dove attraverso il rito del tè, quindi questa accoglienza all'interno di queste bellissime case dove il rito del tè la faceva da padrone e la ciotola del tempo era quell'oggetto, per quanto piccolo ma fortemente misterioso, ti dava proprio quella sensazione di avere tra le mani un pezzo bellissimo accompagnato da una bevanda straordinaria qual era il tè. Vediamo qual è l'opera che lei ha realizzato poco fa, ci lavorava, cosa succederà ora? Allora, questa è un'opera che praticamente ho riassemblato, adesso ho messo del fondente, la rimanderò nuovamente in cottura proprio per attaccare i pezzi e farla diventare un unico corpo. È un'opera che ho realizzato e che donerò, almeno se tutto va bene, ecco, se esce bene, al Museo di Troina, attraverso il professore Paolo Gensiracusa. Dovrà essere ancora completata con del lustro oro, quindi un po' come dire un'opera che si rifà a un settore molto bello che in parte ci investe anche per certi versi attraverso la cultura delle forme, della piastrella maiolicata eccetera, che è quello dell'arte islamica. Ora cosa succederà? Questo sarà inserito in un altoforno? Andrà nuovamente in forno, raggiungerà la temperatura di quasi 900 gradi e qui praticamente la faranno da padrone le cristalline colorate che in fusione daranno un po' questi effetti cromatici e nello stesso tempo faranno sì che i pezzi assemblandosi, come dicevo poco fa, diventeranno un unico corpo.